Buongiorno, sono in giro per Borca alle 5:15 di mattina, sono andata in banca e c'è buio, cioè, no buio, di più, sembra di essere d'inverno, ma veramente è una cosa, alle 5 di mattina dovrebbe esserci più luce, ma è già cambiato tutto, è già cambiata la stagione praticamente. Se riesco a aprire la macchina, ecco, si è aperta, si è decisa, ok. E quindi niente, vado a lavorare. Sì, sono giusta, adesso vado a prendere mia mamma e poi si lavora. Oggi facciamo 4 ore. Allora, all'alba delle 11:20 circa sono tornata a casa e no, sono stata in banca in realtà. Non so come devo fare. Sono stata in banca perché ho deciso di pagare tutto il dentista e quindi ho prelevato ancora e a parte che potevo pagare, vabbè, non importa, io prelevo sempre, io ho sempre contanti in mente, non uso mai la carta di credito, io ho quella, ma non la uso mai, uso sempre i contanti, perché riesco a gestirmeli meglio io contanti. Dunque, quindi ho fatto quello, oggi al lavoro ho fatto una fatica enorme, infatti vorrei appoggiarvi da qualche parte perché ho un male alla spalla tremendo, però adesso non posso appoggiarvi, bene, devo pulire anche lì perché è un disastro. Buongiorno. Ecco, cioè Pepe mi aspetta, io l'ho detto in un commento, mi aspetta, insomma è sempre sdraiato sul pavimento, sembra una mortadella, infatti io adesso lo chiamo mortadella, è sempre per terra, oddio mi si incastra il piercing ogni tanto, perché si sono spostati i denti ovviamente, quindi anche il piercing adesso si incastra. Vabbè, tra un anno lo toglierò forse questo apparecchio. Mi dite che sembrano dritti perfetti, in realtà non sono ancora dritti i denti. Si stanno ancora allineando, ci vorrà ancora tempo. Pipo dov'è? Cerchiamo Pipo. Poi mi avete approvato questi vlog giornalieri fatti a caso e Pipo è qua. Ciao, buongiorno. Stai tutto bene Pipo, tutto bene. Adesso io l'ho toccato tutto, adesso si deve rilavare perché ovviamente no, si alza strano. Che cosce lunghe che ha. Ecco. Adesso apriamo le finestre, di là le ho aperte, beh, eravate qui con me, le ho aperte, qua apro solo questa la mattina, le altre due le apro a ribalta, ma oggi devo andare via, quindi non lo so. Ecco, devo lavare questa maglia, oggi ho messo il profumo, solo che è troppo forte, non mi piace, cioè mi piace ma non mi piace, quindi devo buttarla a lavare perché ora ce l'ho da un po' ormai. Pepe, è di nuovo mortadella sul pavimento. Beh, funziona così questi giorni. Panna, non mi mangiare le gambe. Panna è una mangiagambe. Chi è quella lì? Ah, guarda che artigli che hai. Panna. Ecco, un'altra mortadella al sole, solo che questa è nera. Vero? Madonna, come ci sta bene al sole, Panna. Uno è là. Cosa sta facendo? Oh, sta mangiando? No, si rotola. Ma Pepe, cosa stai facendo? Guardate che casino fanno ogni giorno. 2 o 3 volte al giorno devo pulire. E se non ho voglia non pulisco, non vado a ammazzarmi. E Pipo. E questa mi è arrivata da Wish. Io pensavo fosse più grande. Come al solito. Io avevo letto le misure, però mi pareva più grande, invece in effetti no, le misure non corrispondono. Scusate, perché 40x60 l'ho ordinata. Infatti, guardate, cioè 40 e 40 è qua. È più grande. 40x60. 36 più o meno. Cioè non corrisponde per niente alle misure che mi hanno che ho chiesto io. Io l'avevo presa 40x60, questa non corrisponde. Panna. Questi gatti adorano il metro. No, non si mangia il metro. Quest'oggi ci sarà anche mia nonna con me, mia mamma, Belluno. Aspettate che attacco il telefono. Come si chiama? Il computer. Mamma mia, non so più le parole, mi perdo. Computer. Che l'ho staccato ieri per il temporale, ma in realtà potevo anche fare a meno di staccarlo. Ah, devo cambiare il calendario. Se no qualcuno mi dice cambia il calendario, che fermo a giugno, siamo in agosto. Ah,
pensate, cioè siamo il 6 di agosto oggi, sì, oggi è il 6 agosto, io tra poco più di un mese ho finito di lavorare. Sì, un'altra stagione fatta. All'inizio c'è stato qualche problemino, però adesso effettivamente sta andando bene nella norma, facciamo quello che vediamo che c'è da fare, comunque noi siamo consapevoli di quello che è il lavoro. Il problema è che, ve l'ho già detto, 3 ore non possiamo fare miracoli in 3 ore, anche perché adesso è agosto e c'è comunque un po' di gente in più, e quindi, per fortuna, e quindi c'è molto più sporco rispetto a giugno ad esempio, e 3 ore sono un po' strette. Momento chiacchiere. Allora, non vi avevo raccontato questa cosa perché sì, su Instagram sì, ma qui no, perché non ho più fatto vlog. Venerdì scorso abbiamo portato io e mia mamma Alfa il gatto della colonia felina che ha in gestione mia mamma, dal veterinario, perché giovedì io avevo sentito che aveva il collo gonfio e aveva proprio una pallina. Alla fine è un linfonodo ingrossatissimo, quello di sinistra, a destra molto meno, a sinistra invece proprio una palla, e ha anche le gengive infiammate. Quella è un'infezione probabilmente. Gli ha fatto l'antibiotico che vale 2 settimane, bisogna dare il tempo all'antibiotico di fare effetto, quindi per l'infezione in bocca si vedrà, bisogna dare il tempo alle medicine di lavorare. Poi gli ha fatto quello per i vermi, ma non mi ricordo, il convenio è per i vermi, vabbè. E poi cos'è che gli ha fatto anche? Una siringona di liquidi e gli ha fatto il prelievo. Noi pensavamo avesse l'AIDS felino. No, non ce l'ha fortunatamente, non ha l'AIDS e non ha la leucemia, e questa è una cosa positiva. Poi cos'altro? Niente, si è tenuto il resto del sangue che ha prelevato e ha fatto le analisi, tutte le analisi, e ne è uscito, mia mamma ha chiamato prima, ne è uscito che ha un rene che non funziona bene e che quindi bisogna, visto che è un gatto giovane, ha 3 anni, 3-4 anni, non lo so, par 3 anni sì, perché Pepe ne fa 4, lui 3. E praticamente, visto che è giovane, si può iniziare a dargli, diciamo, per sostenere i reni, la pappa apposta per i gatti che hanno questi problemi. Per il momento bisogna aspettare che faccia effetto l'antibiotico e poi tra una settimana circa si riporterà dal veterinario per controllare l'infezione in bocca. Però per il resto non ha niente che non va, è tutto a posto, quindi sospiro di sollievo perché Alfa è il mio gatto preferito e mi sarebbe dispiaciuto se avesse avuto qualcosa di più grave. E niente, ci tenevo, per chi segue i gatti della colonia, anche se io veramente non ho più postato niente sui gatti perché o sto dietro al mio Instagram e non ci sto dietro neanche a quello, non ci riesco, o perché è estate, io estate ho la testa che vaga nel nulla e quindi io l'estate non riesco a concentrarmi sulle cose, già tanto se riesco a tenere il canale aperto e attivo in questo modo. Siccome io non ho voglia di far tutto di corsa dopo, adesso mi lavo i capelli perché sì, devo andare via a che ora? Meno 10 alle 2 circa, più o meno, e siccome però poi c'è Franz e va in bagno e quello e quell'altro, viene sempre tardi, devo fare sempre tutto di corsa e quindi adesso mi sono già preparata la borsa per andare via, anzi mi manca l'acqua da mettere dentro e mi lavo i capelli subito, che già quando ho lavato i capelli è una cosa in più, cioè è già un passo avanti. Sono pronta, sta arrivando mia mamma, quindi adesso vado via in ciabatte, mi porto anche le scarpe però per sicurezza perché qui sta arrivando un grosso temporale, credo, e a Belluno non so che tempo ci sia, quindi mi prendo anche le scarpe da ginnastica e basta. Iniziamo a fare la spesa, in realtà questo è il terzo negozio che giriamo e forse abbiamo finito. Ciao. Vabbè, niente, dal dentista tutto ok, ci siamo quasi, ha detto, fidiamoci. E ho mal di denti, non riesco neanche più a chiudere la bocca perché mi fanno male tutti i denti, però niente, adesso andiamo alla cassa perché ho diviso la spesa in 3 spese per utilizzare i buoni, perché si può usare un solo blocchetto per spesa e quindi 3 divise. Aspetta.
Sì, qui c'è la befana. Si guarda che è un video, Ah, Saluta! Ciao! devo salutare. Saluto, ciao. Niente, dai, andiamo a qualche cassa. Comunque abbiamo fatto questa spesa, la spesa maledetta, perché si pettina, si stava sistemando i capelli. Perché? Allora, questa spesa perché abbiamo scoperto, quando è arrivata l'ora di pagare, che non accettano più un blocchetto intero, quindi 10 buoni, ma ne accettano solo 8. E quindi mi ha scombinato tutti i conti che avevo fatto, perché vi ho detto, avevo diviso in spese e mi ha scombinato tutta la cosa. Vabbè, comunque abbiamo risparmiato in ogni caso, però insomma c'è sempre una novità ogni volta che si va lì a fare spesa, e tra un po' diranno no, solo 5 buoni a spesa, poi da solo 3, poi non si usano più i buoni e ciao, arrivederci. E vabbè, niente, stiamo andando a casa, ma siamo ancora a Belluno in realtà. C'è caldo, sono 27 gradi di fuori, si sta da Dio. Marina, togli un attimo quel ditino. Questo è il per mio piacere. Ah, ecco, perché così altrimenti ci sono anch'io. Questo è il mio clima ideale. Ciao. Io sto da Dio. Ecco. Non mi tirare la cintura però, col ok. piede. Sì, Ho messo ma il mi piede schiaccia sotto, ho messo il piede sotto. l'anca. Salve, buongiorno. Allora, oggi è martedì, non ho chiuso il vlog ieri, quindi lo chiudo adesso. Sono qua con Silvano che non mi fa stare tranquilla, nel senso che continua a coccolarsi addosso a me. Ma gli ho già fatto tante di quelle grattugie, tante coccole che io non lo so. Oggi c'ha la giornata coccolosa, vabbè. E lì ci sono Wally, Beta e Fufi. Alfa non c'è oggi. Boh, non sappiamo dov'è. Arriverà, si spera. Silvano! Silvano! E niente, dai. Allora, abbiamo lavorato. Adesso facciamo la colazione, cioè vado su a fare colazione io, mia mamma già su. E vedo di... non so, perché Alfa non c'è. Ah, Leonessa! Dai, Leonessa, vieni! Vieni! Leonessa? Che stai facendo? No, vabbè, niente. Adesso forse Alfio è qua. Mi prenderò di sicuro una ragnatela. C'ho il terrore a passare di qua. No, Alfio non è qua. Adesso guarda in mezzo alle erbe. Vi saluto. Alfa non c'è nelle erbe, boh, sarà da qualche parte a dormire. Vi saluto e niente, ci riaggiorniamo con un altro vlog, non so quando, ma penso di fare una pausa adesso le 2 settimane dalla prossima fino all'ultima di agosto, non lo so. Comunque penso di fare una pausa di nuovo. E nel frattempo cerco di registrare diversi video per poi ripartire a settembre o anche fine agosto, insomma. E Wally si sta lavando qua sotto. Wally! Vabbè, niente, dai, vado a fare colazione perché ho fame. Ciao ciao!